Secondo il rapporto di Legambiente, l'Italia è il primo paese in Europa e il secondo al mondo per consumo di acqua in bottiglia, un consumo pro capite di circa 206 litri annui. Ogni anno 570.000 tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, come se più di 33.000 bottigliette di plastica venissero gettate in mare ogni minuto. L'inquinamento da plastica sta continuando a crescere e si prevede che entro il 2050 l'inquinamento nell'area mediterranea quadruplicherà. Quando viene dispersa nell'ambiente e nei mari, la plastica può impiegare fino a 500 anni per deteriorarsi. Cosa possiamo fare? Consumare l'acqua del rubinetto. L'acqua degli acquedotti delle nostre città infatti è controllatissima e spesso anche più sicura di quella imbottigliata. Oppure possiamo acquistare l'acqua nelle bottiglie in vetro e gestirle con il sistema del water rendere. O ancora possiamo approvvigionarci alle casette dell'acqua. E poi è meglio controllare la provenienza, infatti è sempre meglio acquistare acque locali. Per approfondire queste e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di NEUD.